Il nostro assistito ha preferito avvalersi della facoltà di non rispondere, dichiarando apertamente al giudice che anche lui ha necessità di comprendere bene l'accaduto e di metabolizzarlo prima di potersi esprimere in senso compiuto, insomma, rispetto a quello che gli viene contestato, che è veramente un macigno. È dunque rimasto in silenzio davanti al GIP di Pordenone Giorgio Cozzarini, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, Dimitre Traikov, arrestato per aver provocato l'incidente in A28 in cui hanno perso la vita le cugine Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. È provato da un punto di vista emotivo, ma non ha ancora compreso bene quello che gli è accaduto. Insomma. Non sa darsi nemmeno lui una spiegazione né sulla dinamica né su quello che è successo. Ovviamente il suo pensiero va anche a chi ha avuto la peggio, purtroppo. Siamo nell'ambito di un reato colposo, per cui non è che lui volesse ciò, ma purtroppo è accaduto. Non ha voluto avere esternazioni così di empatiche rispetto ai familiari, così, perché reputa che sarebbero fuori luogo in questo momento. Aspetterà il momento opportuno. Il giudice non ha ancora sciolto la riserva sulla richiesta della procura di confermare la custodia in carcere dell'indagato, ma è probabile che la accolga. Quanto all'accusa di guida sotto l'effetto dell'alcol, la procura ha incaricato la dottoressa Michela Frustaci di verificare se il 61enne fosse già ebbro prima dell'incidente o abbia bevuto in un secondo momento in seguito allo shock. A 2 ore dal sinistro il tasso nel suo sangue era di 1,51, 3 volte il consentito. Le famiglie delle 2 vittime intanto attendono il nulla osta per la sepoltura con un funerale unico, ma su entrambe è stata disposta l'autopsia fissata per martedì 8 febbraio. La maggiore delle figliolette di Sara Rizzotto, di 2 anni e mezzo, ricoverata insieme alla sorellina di 5 mesi in una stanza dell'ospedale di Udine, è dovuta ritornare in sala operatoria perché anche il secondo femore è risultato fratturato. Non ha ancora chiesto di mamma Sara. Non ha ancora domandato, però credo sia un po' in uno stato, diciamo, di paura anche per quello che è successo, perché non vuole essere toccata, diciamo, anche rinfrescargli un po' il viso è difficile, ha paura, anche se sono io a farlo. Non so se ha capito cosa è successo. Davis si chiede come sia possibile che con 3 condanne l'imprenditore bulgaro circolasse ancora in auto. Dalla cameretta delle piccole, questo giovane papà di 27 anni si prende il tempo per parlare con i giornalisti e spiega anche il perché. Per me è difficile parlarne, ma io voglio che si sappia, perché è una tragedia che mai a nessuno deve succedere, mai. È solo il pensiero di cosa andrò a dirgli quando saranno anche più grandi. Non ho parole, perché non devono succedere queste cose. Queste cose non devono succedere, non devono.